Sardegna, un'isola da vivere, da raccontare, ma soprattutto da amare. In questa puntata parleremo di Muspos, il primo museo interattivo interamente dedicato agli strumenti musicali della tradizione sarda. Orlando Magia è uno dei rappresentanti della cultura popolare della nostra isola, virtuoso della musica e suonatore di più strumenti popolari. È grazie a lui e alla sinergia con il comune di Pula che nasce il museo che ospita centinaia di strumenti appartenenti alla sua collezione e che conta oltre 150 tipologie strumentali rappresentative dell'intero territorio regionale. Chi siamo noi per far morire una tradizione che ha 3000 anni di storia? Io ho avuto questa passione sia per suonare gli strumenti ma anche per realizzarli, per costruirmeli da me. Tempo fa ho detto, sogno di creare una bella orchestra di launezza, il mio sogno era questo e si è realizzato. E pensavo fosse il mio capolavoro, insomma, musicale. Ho detto, questo è il capolavoro della mia vita. Però poi, come vedi, non bisogna smettere di sognare. E quindi da 9-10 anni ho sempre cercato di ricostruire un po' tutti gli strumenti della tradizione popolare sarda e farne una bella collezione abbastanza completa, direi. Parlando con la sindaca Carla Medan, era proprio il giorno della processione di San Giovanni Battista, il 24 giugno del 2019. Ho detto, ho questi strumenti, sto cercando un posto prestigioso. Ha detto, ma stai scherzando? Ha detto, noi abbiamo la Casa Frau che è bellissima e c'è il primo piano che è inutilizzato. Siamo venuti a vederlo il giorno dopo, affare fatto. Ho detto, guarda, se tu mi dai questo posto io ti allestisco un museo che sarà unico in Sardegna. Quindi eccoci qua al Muspos di Pula, Casa Frau, benvenuti. È stata una grandissima emozione aver ospitato e ospitare nei locali più prestigiosi del Centro Culturale di Casa Frau la mostra degli strumenti musicali è stato più che un traguardo, è stato un punto di partenza. Questa mostra l'abbiamo desiderata, l'abbiamo voluta fortemente, ma l'input è stato quello di Orlando che così in un contesto semplicissimo, in una processione, mi ha posto la domanda di allestire un museo degli strumenti musicali. Forse ho tentennato qualche secondo, ma la risposta era sicuramente sì. E dico che è un punto di partenza perché il Centro Culturale Casa Frau è veramente un crocevia di culture, di incontri, tutta l'estate, ma anche buona parte dell'inverno accoglie la presentazione di libri, interessanti manifestazioni sempre a livello culturale, ma mancava questo cameo, un museo degli strumenti musicali, della cultura sarda. Vorremmo anche arricchirlo e le idee in questo caso e in questo senso sono davvero tante e quindi vorremmo affiancare al Museo di Orlando anche altre iniziative proprio per valorizzare la cultura della Sardegna. D'altra parte Pula è un centro turistico e sicuramente una proposta culturale di questo tipo è molto apprezzata, ma noi lo facciamo proprio per mantenere forti le radici della nostra tradizione e della nostra cultura. L'esposizione praticamente è strutturata così in 4 classificazioni: i membranofoni, che sono gli strumenti che si suonano battendo una membrana, che può essere una pelle animale. Sono tutti costruiti da me, ad eccezione di questo, che è il tamburo di Bortigali, praticamente Sudumbarino de Santa Maria de Saucu, lo chiamano loro, ed è un regalo. È praticamente l'unico tamburo che da solo accompagna le processioni di Santa Maria. Ogni strumentino ha un numero di riferimento e qua nella tabella possiamo trovare sia il nome in sardo dello strumento, il costruttore, l'anno di costruzione, la provenienza e anche qualche piccola curiosità, perché ci sono strumenti che mi hanno donato, che
che ho costruito in un determinato momento storico, insomma bisogna andare nel dettaglio. Questi di fronte sono tutti gli aerofoni, launeddas, benas, sulitu, organetti, fisarmonica, armonium, eccetera. Questo è l'organetto, per dire, il primo organetto che io acquistai insieme a mio fratello Graziano, avevo 20 anni, l'acquistammo per imparare a suonare, quindi è l'organetto col quale io ho imparato a suonare. Qua ci sono organetti antichissimi, questo Paolo Soprani, Cavaliere Paolo Soprani, con i tasti di osso ancora, e risale al 1885. Poi qua andiamo un po' ai membranofoni autoctoni, i benas, i fischietti, insomma giocattolini sonori, però qua diciamo che il reparto che io tengo di più, ci sono delle launeddas, per chi non lo sa siamo tutti uguali, però qua per dire c'è uno strumento che io tengo come un gioiello veramente, ed è un punto d'organo in mi bemolle che suonò il mio maestro Pietrino Murtas il giorno del mio matrimonio. Lui lo suonò per accompagnarci in chiesa a Santiga e poi me lo donò. Praticamente questo è il suo regalo di matrimonio che tengo molto caro, guai a chi me lo tocca, insomma. Qua ci sono le launeddas costruite con le tibie di fenicottero, da mangone, insomma, oppure rivestite con la pelle di serpente, di colubro sardo. Ecco, qua c'è uno strumento per me molto prezioso, perché era scomparso praticamente dal 1952 e quindi questo strumento, va bene, è considerato uno strumento, ma sono due, li suona lo stesso suonatore, praticamente con una mano suoni il flauto e con l'altra ti accompagni. Questa tecca invece è dedicata agli idiofoni, che sono gli strumenti che suonano vibrando su se stessi, o battendoli oppure scuotendoli. Di sotto ci sono tutti gli attrezzi della settimana santa, praticamente sarrana de gana, sarrana de daula, samatracca, safuente, il piatto in ottone che suonano a Ottana, anche a Ghilarza, praticamente non è altro che un arredo religioso dove durante il periodo del suscravamento per appoggiare i chiodi, insomma, e si suona sfregando la chiave del portone della chiesa stesso. Fanno un ritmo molto ballato in tutta la Sardegna, insomma. Poi passiamo, ecco, un bellissimo regalo che mi fece il mio ex professore Pinuccio Sciola, che non c'è più, però ha lasciato tante cose belle, e questa è una sua pietra che mi donò proprio per la mia collezione, perché ci tenevo tanto, mi mancava, l'ho voluta inserire. Allora, Serraggia è un cordofono molto antico, risale più o meno, ci sono tracce del Settecento, che non è altro che è una sorta di violoncello rudimentale, insomma. C'è una corda di budella di capra che viene attesata, appoggiata su una tastiera e amplificata da una vescica di maiale gonfia, che fa da cassa di risonanza praticamente, ed è uno strumento molto particolare, proprio rudimentale al massimo, che comunque ha il suo fascino. Ecco, qua arriviamo ad uno strumento a me molto caro, perché è il primo strumento in assoluto che io ho impugnato in vita mia. Avevo 9 anni e questa è proprio la chitarra del mio maestro che mi insegnò su ballo campidanese con la tecnica del pizzicato. Mi insegnò questo caratteristico ballo che ancora suono nelle piazze, che è quasi un reperto archeologico, sono pochissimi i musicisti che la suonano ancora con questa tecnica.
Allora, adesso vi voglio mostrare proprio la parte multimediale del museo che dispone di una foto a 360 gradi dove noi possiamo inquadrare tutte le teche. Entriamo nella teca desiderata, per dire questa di fronte. Di ogni strumento praticamente c'è o uno o più video. Sicuramente qualcuno si incuriosisce e ha bisogno anche di sentirli suonare. Qua vediamo inquadrate le launeddes che sono esposte lì nella teca, c'è sia come spiegazione come classificazione. Poi vediamo qua i vari nomi delle launeddes relative alle varie zone della Sardegna, tipo Bidulas, Auvodam, Bisona, Sassone de Gana, Tregenta, ma anche in Campidano, oppure Truvedi, in Gallura. Ogni zona la chiama in un modo diverso. E poi, ecco, delle launeddas, qua abbiamo, per dire, 5 video. Proviamo a sentire una qualsiasi. Qua è allestito un piccolo laboratorio dove ci sono i 3 vari tipi di canne. Ecco, questo è la Saganna Femmina, Rhododonax, questa che troviamo in tutti i cannetti della Sardegna, e serve per realizzare sudumbu, il basso continuo. Invece qua è Saganna Mascu, che è questa, che serve per realizzare Sammancosa e Sammancosetta. Sono le 2 canne che hanno i fori, questo dovrebbe avere sui 25-26 anni. E si coglie in una determinata zona della Sardegna, il fiume che scende dalla Giara di Gestoli verso San Luri, Villamarra, ecco, quel fiume è molto ricca del canna mascu. Invece questa è quella canna sottile, vedete, che è, diciamo, più importante, diciamo, che per realizzare le ance scavizzino. Questa è tagliata pronta per realizzare le ance. Da diversi anni Orlando Magia, con l'Orchestra Popolare Sarda, progetto ambizioso che nasce sotto la sua stretta direzione, anima le feste, le sagre e gli eventi della Sardegna, con numerosi allievi dei suoi corsi di formazione che eseguono a concordia i brani del repertorio popolare della Sardegna. Il figlio Eliseo, polistrumentista di talento, segue le orme del padre. Insieme infatti intrecciano i suoni della tradizione, dando vita a un sodalizio apprezzato ovunque.
quando ero giovani come i giovani di oggi, le Launeddas stavano rischiando di scomparire perché c'erano pochissimi maestri e i giovani non ne volevano sentire di prendere un impegno così intenso come quello di imparare a suonare le Launeddas. Un po' ci si vergognava di suonare le Launeddas perché sembrava quasi una cosa superata, troppo antica, dicevano, che poi antico è proprio la bellezza dell'antico. Chi siamo noi per far morire una tradizione che ha 3.000 anni di storia? Veramente con tutto il cuore, quel poco che io sono riuscito ad imparare, l'ho sempre trasmesso così a braccia aperte a tutti coloro che si sono avvicinati alla mia scuola. Questa sede qua adesso non è solo un museo così da visitare e poi ognuno prende e se ne va, no, voglio che sia un punto d'incontro degli appassionati, di chi si vuole avvicinare per la prima volta, di chi già suona, di chi vuole imparare a costruire lo strumento. Ecco, io tutto quello che so fare è qua a disposizione di tutti. Quindi vi invito veramente a venire al Muspos per visitare il museo, ma anche per stare con me, magari a costruirvi due scavizzinus, uno strumento, e io vi darò tutti i consigli di cui posso disporre, ecco, ma veramente con tanta umiltà, perché i grossi maestri non ci sono più, ci siamo noi che con tanta veramente umiltà cerchiamo di tenere duro. Non si vive più del suono di Launeddas, non si vive più forse da musicisti, però quando c'è la passione, ragazzi, mettiamocela e mettiamoci l'impegno, perché è un'arte che a me ha fatto girare il mondo 5-6 volte, mi ha dato tante soddisfazioni e non saprei cosa potrebbe essere Orlando Magia senza le Launeddas, vi dico solo questo. Un percorso musicale che arriva dritto al cuore è la nostra Sardegna, che ci regala le emozioni più belle attraverso la sua musica popolare. Grazie per averci seguito, io vi saluto e ovviamente vi do appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Sardegna da Mare. E ricordatevi sempre che chi ama la nostra isola, chi la ama davvero, viaggia con Sardegna Live.